Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo i principali fatti sui quotidiani che oggi trovate in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. Vediamo intanto fondi per l'energia. Ecco il piano europeo. No. Però delle regioni, appunto UE Meloni, non si può parlare solo di soldi della difesa. Lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. Allora leggiamo: energia, usate i fondi di coesione. Questa è la lettera del commissario europeo Raffaele Fitto ai 27 paesi dell'Unione, che provoca il no delle regioni. Non sono bancomat, replicano. E poi l'intervista al ministro Foti sul PNRR, grande lavoro, ora Bruxelles ci ascolti, l'Italia ha fatto un lavoro eccezionale sul PNRR, ha detto il ministro, però adesso chiede che Bruxelles ci ascolti. Vediamo anche la notizia di ieri, questa inchiesta che ha portato alla scoperta di un tesoro di Messina Denaro. Messina Denaro è il pizzo del 10% pagato da tutti, caccia appunto al tesoro del boss. Approfondiremo meglio questo tema nella seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi. Intanto vediamo la guerra nel Golfo, Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa ma manca l'ok di Trump. Annuncio di Axios, il tycoon si prende 48 ore per decidere. La Procura di Milano minacciano i dissidenti indagati 2 iraniani e un attacco all'Italia. E poi invece c'è un'altra inchiesta della Procura per l'omicidio di un 22enne avvenuto nella stazione di Certosa a Milano. Una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona. Vediamo la fotonotizia in primo piano dedicata alla resa di ieri di Yannick Sinner, crollo Sinner al Roland Garros, malore e resa a un passo dalla vittoria contro Serundolo. Potrebbe essere eccesso di stress, dice il medico sportivo. E poi quei segnali che non tornano, i misteri di Yannick, lo staff, i dubbi. Andiamo nel taglio alto, ci sono ancora 2 notizie. Intanto parla il ministro Valditara in riferimento ai fatti di cronaca che arrivano da Parma. 2 professori sono stati aggrediti da una gang di studenti, hanno deciso di non denunciare perché sarebbe diseducativo, questo il loro pensiero, ma il ministro Valditara dice: un professore aggredito sbaglia a non denunciare. E poi c'è il caso Garlasco, sempre in alto, chiesta da parte della Procura di Pavia, che sta indagando la perizia psichiatrica per Sempio. Vediamo la Repubblica di oggi, anche qui i fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, questa è l'apertura. Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, che rispondono: non siamo un bancomat. Retromarcia poi di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, c'è un morto italiano ucciso in Ucraina, ex alpino ligure, che era un volontario di guerra. E poi andiamo a vedere l'altra guerra, Stati Uniti-Iran, manca il sì di Trump, previsti 60 giorni di tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Vediamo anche qui la faccia, il Sinner che si tiene il capo con la mano, sconfitta shock, non avevo vie d'uscita, ha detto il numero 1 ieri al Roland Garros. E poi vediamo nel basso, andiamo in Francia, dove è scoppiata questa Tangentopoli che vede nel mirino degli inquirenti il Partito Socialista, nel fortino spagnolo dei socialisti a difesa di Sanchez. Oggi c'è appunto un reportage su Repubblica. E poi in Italia il caso Brambilla in TV sotto inchiesta per false fatture. Accanto l'indagine ancora su Messina Denaro, sequestrato un tesoro per 200 milioni di euro. La Stampa: aiuti per l'energia all'offerta dell'Unione Europea. E poi vediamo anche qui Sinner, non sono un robot, il racconto, la grandezza di chi non cerca scuse. Malore al Roland Garros, non ho perso per il caldo, però ha detto il campione.
che appunto ha avuto un malore ieri e ha perso a un passo, diciamo, dalla vittoria contro Serundolo, che è riuscito a rimontare. Vediamo invece su Avvenire: destino ignoto. In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili. Alcuni russi in Siria si piantano le tende della verità per trovare traccia invece di 150.000 scomparsi. Intanto Mosca nega di detenere civili, ma per le ONG sarebbero almeno 2.500 i prigionieri illegali, 4.000 i rapiti. Questi i numeri appunto delle guerre. Vediamo il resto della Carlino. Energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione. E poi Sinner battuto da caldo e fatica, anche se appunto lui ha detto non è stato il caldo. Yannick, non sono un robot. Vediamo a Sasso Marconi: violenza su una bambina, assolto però un profugo ucraino, le lacrime del 56enne che era stato accusato di questo crimine. Vediamo nel taglio basso invece, a proposito di crimini, a Milano ucciso dalla gang, forse per sbaglio di persona, un'altra rissa prima dell'agguato, la pista seguita dagli inquirenti su questa gang di latinos che hanno ucciso appunto questo giovane che vediamo nella foto a soli 22 anni. E poi il caso Gerlasco, IPM su Sempio, perizia psichiatrica, si muove la procura di Pavia, i legali stupiti dal tempismo. Vediamo sul Messaggero invece. Sinner in primo piano, crollo Sinner, scrive appunto il quotidiano. Yannick a Parigi si arrende, malore a un passo dalla vittoria, ero senza energie ma non per il caldo, ora devo capire. E poi invece fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto ai 27, potete usare le risorse europee, ma appunto le regioni europee rispondono non siamo un bancomat. E poi c'è una storia di cronaca che arriva da Roma. In un palazzo abbandonato una giovane è stata rapita, drogata e violentata per 3 giorni. Ci sono 5 arresti. Notizia che troviamo sul Tempo. In primo piano Belve a Tor Cervara, ma quale fatalità? Roma caput stupri, scrive appunto il Tempo. Questo allarme era stato lanciato dal quotidiano a dicembre, mentre 10 giorni fa, il 19 maggio, il nostro giornale ha denunciato tutti i pericoli di Tor Cervara, e proprio lì una 32enne è stata stuprata per 3 giorni da un branco di stranieri. 5 finiti in manette con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, 11 espulsi, un luogo diventato simbolo del degrado della capitale. E poi le proteste inascoltate dei residenti, dove in questi ultimi tempi si sono registrati diversi casi di stupri. E poi Meloni: l'Islam integralista è una vera emergenza. L'annuncio della Premier, proposta di legge di Fratelli d'Italia contro il separatismo islamico. Ancora, vediamo il Giornale, anche qui troviamo questa notizia: Islam radicale in Italia, Meloni che dice adesso è un rischio reale. L'Emilia è un caso dopo i fatti di Modena, dove Salim El Khudri, un 32enne italiano di seconda generazione, si è lanciato con l'auto a tutta velocità contro la folla, causando diversi feriti, alcuni anche molto gravi. A 2 donne sono state amputate anche le gambe. Dopo Modena quindi si moltiplicano gli assalti nella regione e c'è questo allarme della Premier. E poi invece vediamo nel taglio alto: la pace nelle mani di Trump, c'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma il tycoon si prende 2 giorni di tempo. Qui Stati Uniti, i dubbi di Donald che adesso vuole l'intesa storica, qui Israele, striscia di Gaza, armi e Libano, la corsa di Bibi. Anche qui vediamo Yannick Sinner oggi in prima pagina su tutti i quotidiani. Yannick e il suo male, addio al Roland Garros. Andiamo ancora avanti per vedere il Sole 24 Ore.
Notizie di economia e allora il PIL americano cresce meno delle attese. Corre invece l'export italiano negli Stati Uniti con un più 12,1%. Nel primo trimestre crescita statunitense all'1,6 contro il più 2 che era stato stimato in precedenza. Ad aprile balzo delle esportazioni italiane anche verso Cina e Svizzera, quindi bene appunto l'export del nostro paese. E poi dagli scontrini allineati ai POS c'è già 1 miliardo di incassi extra. Questo per quanto riguarda la lotta all'evasione. Dall'avvio dell'obbligo di allineamento 5,3 miliardi di imponibile è emerso. Il Fatto Quotidiano, vediamo in alto questa notizia che abbiamo già visto e qui insomma viene approfondita anche meglio. In prima pagina Brambilla indagata 1 milione dall'ente cinofilo del Lollo Boy. Per l'ex Forza Italia e conduttrice Mediaset l'accusa di evasione e false fatture. Il suo programma dalla parte degli animali per IPM di Milano fu finanziato attraverso l'ENCI, cioè un ente vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, quindi dal ministro Lollobrigida. Lo scoop di Report e i pezzi del Fatto proprio su questa inchiesta. E poi avevano scherzato, tagli a Riarmo e no a Zelensky, il dietrofront 5 miliardi scusate, anziché 15 in armi e niente Kiev invece nell'Unione Europea. Questa la retromarcia su due temi appunto cari all'Europa, cioè l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione e poi anche le spese per il riarmo che scendono. Vediamo Libero, i compagni preparano un siluro per la Schlein, tam tam del PD, con questa segretaria la sconfitta è assicurata sia alle primarie sia alle elezioni. Ci sarebbe un pressing per farla lasciare, ma lei insomma l'articolo all'interno di Libero oggi. E poi in basso Sempio è pazzo, ora lo deciderà un perito, la mossa della procura per valutare la processabilità. In effetti è così dal principio, cioè dal marzo del 2025, quando si seppe che la procura di Pavia aveva messo sotto indagine Andrea Sempio. Di fatto aveva dichiarato l'innocenza di Alberto Stasi nonostante la condanna definitiva nel 2015. È chiaro che se è stato Sempio per Stasi è una storia tutta da riscrivere, come tutta l'indagine ovviamente di Garlasco. E poi per solidarietà alla flottiglia vogliono bloccare l'Italia, il folle sciopero Propal che è stato indetto per oggi. Walter Montagnoli è il segretario nazionale della Confederazione Unitaria di Base, CUB, è lui che sui canali social del sindacato spiega perché oggi ci sarà il tentativo di bloccare l'Italia con uno sciopero generale di 24 ore. Una pausa, ritorniamo tra poco con gli aggiornamenti dal nostro sito siciliaweb.it e poi riprenderemo con la lettura dei quotidiani, tanta cronaca e soprattutto questa inchiesta importante su Messina Denaro che ha portato alla scoperta di questo tesoro del boss. A tra poco. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Adesso ci occupiamo dei fatti regionali, ma subito, prima di tornare alla lettura dei quotidiani, vediamo quali sono gli aggiornamenti sul nostro sito siciliaweb.it, le ultime notizie. C'è cronaca, molta cronaca in primo piano. Intanto Catania, si spara ancora a Catania, trovati 4 bossoli in via Palermo. L'intervento dei carabinieri dopo una segnalazione. Andiamo a vedere appunto questo titolo all'interno
del sito che troviamo appunto in home page. Ancora spari nella notte catanese. Ieri sera attorno alle 22:30 è stata segnalata alle forze dell'ordine l'esplosione di colpi di arma da fuoco in via Palermo all'altezza del civico 851. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato a terra 4 bossoli. Non risultano però feriti e danneggiamenti. Ritorniamo alla home page per vedere le altre notizie. Fiamme davanti alla caserma dei carabinieri. Siamo a Licata, nell'Agrigentino, paura nella notte appunto per un vasto incendio tra via Dalla Chiesa e corso Argentina davanti alla caserma dei carabinieri. In fiamme tubi di plastica. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Indagini in corso coordinate dalla Procura di Agrigento che non esclude nessuna pista. E ancora, sempre ritorniamo sull'home page del nostro sito perché un anno fa è stato ucciso a Ognina il pasticcere Santo Re, sabato fiaccolata appunto nel borgo marinaro di Catania, per ricordare questo giovane che è morto, ricordiamo, perché è stato accoltellato da un posteggiatore abusivo. E poi questa inchiesta della DDA di Palermo, più denaro che Messina, nelle banche di mezza Europa, il tesoro del boss. Questo è il titolo per parlare appunto di questa nuova operazione coordinata dalla Procura di Palermo, che adesso vedremo in primo piano sui quotidiani che andiamo ad aprire. Vediamo intanto Repubblica Palermo, appunto il tesoro dei boss nelle oasi fiscali. Cosa Nostra vuole riorganizzarsi. Hotel e lingotti del Narcos di Messina Denaro, Melillo, i clan puntano a una gestione unitaria. E poi vediamo l'idea di impresa che sopravvive a Don Matteo. Tra insomma quello che è stato sequestrato, anche questa villa sulla Costa del Sol in Spagna, una maxi operazione internazionale che appunto non vede soltanto indagini e sequestri in Italia ma anche all'estero, anche in Spagna. E poi ieri l'antimafia a Sferracavallo. Le telecamere in più, una stupidaggine, parla l'imprenditore Tommaso Dragotto, che è stato bersaglio di 2 intimidazioni di stampo mafioso negli ultimi 2 mesi, che ha attaccato il ministro Piantedosi durante appunto questa assemblea pubblica che si è tenuta a Sferracavallo. Perché sarebbero delle misure insufficienti. L'imprenditore nel mirino del racket critica appunto la soluzione di Piantedosi. Si parla anche di politica. Ieri il generale Vannacci era a Catania, Vannacci show, folla a Catania, Schifani bocciato, lista alle regionali. E poi i voti di De Luca finiscono all'asta, senza di me non si vince. Si parla anche di Cateno De Luca e della sua corsa come prossimo presidente della regione siciliana. Nel taglio basso si parla di questa imprenditrice, Giusy Vitale, la regina dei supermercati, è diventato cavaliere del lavoro. Andiamo a vedere il tema di apertura, il titolo di apertura: colpo al tesoro di Cosa Nostra, l'allarme dei magistrati, la mafia vuole riorganizzarsi. Dall'Europa al Libano sino alle Cayman, sequestrati beni per 200 milioni al narcotrafficante Tumbarello, uomo di Messina Denaro. E poi sull'altra pagina invece il retroscena, i 2 nuovi pentiti, una percentuale andava a Matteo Messina Denaro, il 10%, Vincenzo Spezia vicino all'ex latitante trapanese Giuseppe Bruno, vicino al clan di Pagliarelli, parlano con gli inquirenti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 22 immobili, tra cui anche resort di lusso situati in Spagna. E poi, a proposito di mafia, ieri la Commissione regionale antimafia si è riunita a Sferracavallo, un'assemblea pubblica alla quale ha partecipato anche Tommaso Dragotto, l'imprenditore che è stato colpito appunto dalla malavita. Ancora una volta in uno dei depositi di Sisili Baicar. Antimafia a Sferracavallo, l'attacco di Dragotto che dice: le telecamere
che ha prospettato il ministro Piantedosi sono inutili. L'imprenditore intimidito all'assemblea pubblica nella borgata critica appunto le misure promesse da Piantedosi. Servono azioni concrete. Residenti in piazza contro l'escalation di violenza. Cracolici, il presidente della Commissione regionale antimafia, ha detto il ministro risponde con le brioche di Maria Antonietta. La politica, vediamo, si parla sia di De Luca che di Vannacci in questa pagina. De Luca mette all'asta la sua candidatura, il centro-sinistra resta freddo però. Il leader di Sud chiama Nord ufficialmente in corsa come governatore, mi cercano tutti, senza di me non si vince. E poi invece a Catania, folla per Vannacci, ci presenteremo alle regionali e qui vediamo appunto il leader di Futuro Nazionale a questa assemblea del movimento ieri a Catania, leader che è stato accolto da una folla numerosa. Prima tappa siciliana per il movimento del generale che fa uno show contro i migranti e attacca il governo Schifani. Valutazione non lusinghiera. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud e vediamo intanto l'ha scoperto il Tesoro di Messina Denaro, 250 milioni da Andorra al Libano, e l'apertura, il procuratore di Palermo De Lucia è solo una parte, ci sono ancora parecchi capitali. Procura di Palermo che continua a indagare incessantemente su Messina Denaro, su quella che è stata tutta la rete di fiancheggiatori durante questi lunghi 30 anni di latitanza. E poi vediamo Messina, Federico Basile si è reinsediato. Ieri il passaggio della fascia tricolore dal commissario Mattei al sindaco, che è stato rieletto a furor di popolo, resa dei conti nel centrodestra, parla la sottosegretaria Matilde Siracusano e accusa gli alleati. Questo per quanto riguarda le amministrative, ricordiamo tra i capoluoghi di provincia c'era anche Messina. E poi Cateno De Luca per le regionali è il countdown, ha detto il leader di Sud chiama Nord. Vediamo altre notizie, si parla di ponte, arriva il parere dell'autorità dei trasporti, uno step importante verso la nuova delibera CIPES. Andiamo all'interno per vedere qualche notizia. E allora torniamo a parlare appunto di questo attentato alla Sicily by Car a Palermo. In un vuoto di potere mafioso ci sarebbe la firma di una cosca agguerrita e spregiudicata dietro il rogo che ha distrutto 12 auto nell'area della società di autonoleggio. Terrore e violenza per imporre nuovi equilibri, un'azione eclatante che riflette nuove strategie criminali per il controllo del territorio a Palermo. Intanto abbiamo visto, c'è anche il commento di Dragotto, il proprietario di Sicily by Car, sulle misure promesse da Piantedosi, che ha annunciato l'installazione di 60 telecamere in città, e lui dice le telecamere inutili. Vediamo una notizia invece più leggera che troviamo sempre sulla stessa pagina, ma si parla di una pop star molto amata in tutto il mondo, Dua Lipa, che assieme al fidanzato, l'attore Callum Turner, hanno scelto la Sicilia per le loro nozze, che tra l'altro sono state anche anticipate di qualche tempo. Parata di VIP a Bagheria, ci sarà anche Elton John. La coppia ha scelto la Sicilia per il matrimonio, concedendosi un intero weekend di festa sino al 7 giugno con una serie di eventi esclusivi in massimo riservo sui dettagli e firmati accordi naturalmente di riservatezza con chi è coinvolto nell'organizzazione, però già trapela qualche nome, come abbiamo visto anche nel titolo, quello di Sir Elton John. Vediamo la Sicilia di oggi, l'apertura, il titolo è Follow the Money. Il metodo di Falcone, di quello di seguire i soldi. Aperta la cassaforte di Messina Denaro, il tesoro della droga valeva 200 milioni e poi resort, lingotti e conti nei paradisi fiscali, al boss va il 10%, i segreti del sistema.
La politica, intanto vediamo centrodestra, caos, l'MPA minaccia la crisi di governo, Mulè fare presto e poi De Luca in campo, subito alle urne, io parlo con tutti ma non con Lavardera. Il calcio, vediamo il Catania, la Catania di Serie C. La città, scusate, di Serie C, Catania, si indigna dopo la follia ultra durante l'ultima partita, il ritorno della semifinale contro l'Ascoli, dove ci sono stati disordini, e poi il Catania dopo la delusione playoff, adesso Pelligra valuta nuove strategie. Andiamo a vedere all'interno della Sicilia, intanto la prima pagina di Palermo e provincia, in alto le parole di Dragotto che dice inutili 60 videocamere, poi l'antimafia e il prefetto vanno a sferracavallo. Cosa Nostra sta sfidando lo Stato, la Commissione a imprenditori e cittadini, vi dobbiamo risposte. Vediamo anche la prima pagina di Catania e provincia con il sindaco Trantino in primo piano che commenta mercoledì sera infangata alla Catania che tifa a proposito appunto degli scontri e della tensione che è stata registrata al Massimino nella semifinale di ritorno contro l'Ascoli. Quanto accaduto non rappresenta questa città. E poi la mala movida e le notti insonni, cerchiamo soluzioni condivise, la denuncia di residenti e operatori turistici nel centro cittadino. Si parla anche della Playa. Batteri fecali superati i limiti alla foce del Forcile. Il sindaco Trantino firma l'ordinanza che impone il divieto di balneazione nel tratto di mare di fronte alla foce del torrente sul litorale della Playa del capoluogo etneo. Le analisi sono state eseguite il 20 e 25 maggio, ma i dati non sono ancora pubblici. E poi a Biancavilla, anziano pedone travolto da moto, viene derubato del cellulare sul viale Cristoforo Colombo, a pochi passi da via Vittorio Emanuele. Un anziano pedone è stato investito da una moto di grossa cilindrata con il conducente che si è fermato per soccorrere l'uomo. Al momento dell'incidente l'anziano avrebbe avuto tra le mani un telefonino che è caduto a terra, ma a quanto pare si sarebbe fermato un bus di linea dalla quale è sceso qualcuno che nella confusione ha pensato di portare via questo cellulare. In basso, carta d'identità elettronica, domani l'Open Day al centro direzionale di via La Marmora a Catania. Ultima prima pagina, prima di chiudere, vediamo il Giornale di Sicilia. Dalla droga il tesoro del superboss, il 10% dello spaccio finiva nelle tasche di Messina Denaro. 3 arresti e sequestri per 200 milioni di euro. Ci fermiamo, grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna domani mattina.